Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Uomini illustri. Sono qui, è 2 ore che aspetto fuori dalla porta, sono qui. Buonasera, buongiorno e tutte quelle cose. Stasera per la serie, i grandi personaggi della storia. Parleremo di una cosa e di un personaggio che fin dalla mia infanzia mi ha sempre terribilmente incuriosito. Chi è? Chi è? Torquato Tasso. Torquato Tasso. Me ne frega niente, vedo chi è. Torquato Tasso è stato uno dei più grandi scrittori del 1500, fine 500. È quello che ha scritto La Gerusalemme liberata. Chi è? Per voi poteva ancora essere prigioniera. È nato nel 1544 a Sorrento. Ora è bello venire e parlare di questo personaggio perché io mi documento e vi ripeto, non sono storie, sono andato a cercare libri, chiedetelo ai vostri professori, chi va a scuola, ai parenti, perché ha sempre incuriosito tutti gli storici Torquato Tasso, perché alcuni hanno pensato e pensano che sia stato un po' strano, invece alcuni pensano e hanno pensato che invece faceva finta di essere strano. La mia opinione invece è che Torquato Tasso era pazzo! Pazzo come un cavallo! Fermi, era pazzo e vi spiego perché. No, non si dicono queste cose gratuitamente, mi sono documentato su libri, vi dico perché, sono cose vere. Dunque io ho i libri, dunque Tasso, nato a Sorrento, viveva a Ferrara. A un certo momento vive a Ferrara, cosa fa? Va su una torre di Ferrara e sta 6 giorni e 6 notti in cima alla torre a guardare il cielo. Fermo lì. E lui guardava il cielo dicendo: che cielo? Il cielo, no? 6 giorni a meditare cose profonde, come facevano allora. Arriva a Ferrara un suo intimo amico, il medico Guastavino di Genova, un medico genovese, suo amico, passa per Ferrara e ti vede lassù il Tasso su questa torre là. E così pubblicamente lo chiama: Tasso, Tasso sono io, oh ciao, come va? Bene, come mai a Ferrara? Così mi hanno detto che sei qua, sono venuto a salutarti, come stai? Bene, tu? Anch'io, grazie, ma cosa fai lassù? Come gli dice cosa fai lassù? Lui dai testi gli risponde: guardate che non sono io che dico queste cose. Figuratevi la scena, il dottore gli fa: cosa fai lassù? E Tasso gli risponde: penso e ripenso e nel pensare impazzo, levati di costì, testa di cazzo. Dai testi, dai testi. E glielo grida in pubblico, è lì la tragedia. E questo, il povero Guastavino che rimane lì, come dire, poteva scendere un attimo e dirmelo in un orecchio davanti a tutti. Guarda che figura che... Questi sono gli episodi strani, documentati da me. Un altro episodio che viveva nel periodo 565, 70, 1570, c'era l'Inquisizione. E lui era terrorizzato come tutti. Sapete cos'era l'Inquisizione? Che crocifiggevano tutte le streghe, il diavolo. E lui era terrorizzato e stava scrivendo La Gerusalemme liberata. Ed era tanto terrorizzato che lui una volta alla settimana partiva, andava a Bologna dal grande inquisitore. Andava lì e faceva: buongiorno. Guardi, ho scritto questo versetto. Guardi un po'. L'inquisitore faceva: beh, non ci trovo niente di strano. E lui faceva:
Controlli bene, guardi che qualcosa c'è, sa. Sotto sotto deve esserci qualcosa. Guardi che non c'è niente, Tasso vada via. Insomma, volevano metterlo al rogo perché gli stava facendo venire l'esaurimento nervoso al grande inquisitore, che un bel giorno ha sbottato: Tasso, Sochman, vai via. Va bene. L'ha apostrofato così. Poi passiamo a un altro episodio, era Ferrara a corte dei duchi e duchesse dell'epoca, e ha un attimo così controlla, stava parlando con una signora, una duchessa, la duchessa Lucrezia, stava parlando del più e del meno e vede in lontananza, ma lontanissimo, uno scudiero, un servo che passava di là. Come una freccia si precipita da questo qua: vieni qua, mi stavi spiando. Ma no, guardi, io non la conosco neanche. Mi stavi spiando? No, no. Ah, non è vero? Vabbè, scusa, ha tirato fuori 3 coltellate e l'ha buttato lì. 3 coltellate e l'ha buttato lì pieno di sangue, l'hanno arrestato e lui è riuscito a fuggire. E te ne ha combinato una. Ma chiedetelo ai professori. Esce, scappa dalla galera e va a Sorrento dalla sorella. E travestito da mendicante. Arriva dalla sorella e gli fa: lei è la sorella di Torquato Tasso? E lei: sì. Torquato Tasso è in fin di vita, sta male. Per vedere le reazioni della sorella, no? E la sorella: no, perché mi dico come sta, dov'è, andiamo. Si dispera: allora mi vuoi bene, sono io. La sorella dopo 4-5 volte, figura, era facile. Infatti è successo che una volta Torquato Tasso si è sentito male, ha mandato un suo amico ad avvisare la sorella. Come questo qua si è presentato alla sorella: guarda che Torquato Tasso sta male. La sorella: levati di qua, Torquato, maledetto. Aia, vedi, nell'euforia mi butto per terra. Sono cose vere. Da lì ha cominciato ad avere degli incubi strani, diurni, notturni. Era, non so, nel suo studio gli si muoveva, non trovava più delle carte, allora vedeva i folletti. Metteva un documento in un cassetto, poi andava lì, non c'era più, il folletto me l'ha rubato. A chiedere a tutti: il folletto, no, avete visto dei folletti? Tutti: ma non ho visto nessun folletto, Torquato. E poi ha cominciato a sognare per anni, ma guardate che sono cose sui libri, per anni sognava, lui come andava a letto, sognava di venire calpestato da un cavallo. Tutte le notti, ma ti immagini, vado a farmi un pisolino, sto cavallo, e si alzava al mattino pieno di cioccolate da tutte le parti. Allora una notte non ce l'ha più fatta, ha detto: io lo frego il cavallo, e stavolta mi addormento sotto il letto. Ha detto: vero? Si mette sotto il letto, è arrivato un pony di quelli nani e si è buttato e l'ha calpestato anche sotto il letto. Aia, anche la serie dei personaggi è finita. Ci vediamo la prossima volta. Prima estraiamo la massima da Ugo, La bocca della verità: chi fa per 3 fa da sé. Black & Decker. Ciao a tutti, arrivederci, grazie. E mi raccomando, studiate e chiedete quello che dico. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Un vero ristorante giapponese. Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divor Odor funziona davvero. Divor Odor deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi.